Grazie Presidente, io da buon conterraneo di Gianclaudio sono legato da ricordi un po' diversi magari da quelli di chi mi ha preceduto. Io quando Gianclaudio faceva il sindaco di Belluno facevo l'attivista e il militante del Fronte della Gioventù e non gli ho mai nascosto, solo dopo che sono entrato in Parlamento, che noi eravamo degli attivisti veri anche nei confronti della sua amministrazione. Lo facevamo con la simpatia che in quel periodo caratterizzava il Fronte della Gioventù, con una spiccata propensione all'ironia e la goliardia. E non gliel'ho mai detto che facevo parte di quella schiera di sgherri che insomma lo prendeva un po' in giro quando faceva il sindaco, quando invece faceva il sottosegretario agli affari regionali e io invece ero il sindaco del comune di Calalzo di Cadore, perché sapevo che sarebbe stato più difficile poi mantenere un certo tipo di rapporto, posto che l'ironia ci in qualche maniera contraddistingueva entrambi, insomma eravamo entrambi due capaci di ridere e di scherzare. Ma poi quando sono entrato in Parlamento, perché insomma ci davamo anche questa esperienza sia alla Camera che al Senato, quando arrivo al Senato a metà della legislatura scorsa, glielo dico con molta tranquillità, gli dico, Gianclaudio si lamentava che ogni tanto ero un po' focoso in aula e dice ma non era niente confronto a quello che ti facevamo quando a Belluno facevi il sindaco. Allora si ricordò tutto, mi dice ma Scalzone, Lazzarone, e lì incominciò un rapporto molto, molto simpatico, ma era evidente la sua straordinaria propensione ad occuparsi dei comuni, perché nasceva amministratore da vice sindaco prima, giovanissimissimo, e da sindaco poi, dal 90 al 93, e quindi quello ti forgia e si vede oggettivamente la differenza tra chi amministra e chi magari ha un percorso politico diverso che non presuppone l'amministrazione pubblica. In tutto quel tempo noi appassionati giovani di politica, a quel tempo di qualsiasi parte politica, affascinati da quelle persone che da Belluno poi andavano a rappresentarci in contesti molto più grandi, quindi non ce n'erano tanti perché insomma non erano molti i rappresentanti di Belluno tra Camera e Senato e quindi cercavamo di sapere tutto di tutti, di confrontarci e quindi anche in viaggi in treno con Gianclaudio, quando lui poi aveva scelto di occuparsi della montagna trasferendosi in Alto Adige, ma la stessa passione con cui aveva fatto l'amministratore pubblico lo portava a difendere la montagna. Ha citato bene Borghi quando parlava di lui, presidente dell'UNCEM e di Bressa, che in qualche maniera lavoravano per lo sviluppo delle comunità montane, e quello è sempre stato un suo tratto identificario e anche in qualche maniera identitario. Senza parlare poi del lavoro straordinario per l'autonomia, lavoro compiuto, parole non vuote, ma a quale sono seguiti i fatti. Ma io voglio ricordarlo da bellunese per ciò che ha fatto per il comune di Belluno. È stato un sindaco che ha voluto fortemente riportare il capoluogo di provincia all'interno del dibattito politico. Un ruolo straordinario di cui le città, specialmente quelle più periferiche, specialmente quelle ai confini dell'impero, hanno fortemente bisogno. Ecco, su questo Bressa è stato veramente uno di quelli che faceva sentire gli abitanti di Belluno e il comune di Belluno come se fosse il comune di Milano o il comune di Roma. Grazie, che la terra ti sia lievissima. Grazie senatore De Carlo, grazie colleghi per questi vostri